A livello di D non ho ricordi di squadre friulane che sono arrivate fino in fondo. Coppa Italia di Serie D, questa sconosciuta per le squadre del Friuli Venezia Giulia. Non più perché il Cernis Muzzane ha acceso i riflettori tra le prime 8 d'Italia, quarti di finale conquistati con un 3-0 perentorio sulla capolista del girone, le Dolomiti Bellunesi. Camarà, Silvestri e Pegollo, queste le firme per una qualificazione storica. E adesso si va a Ravenna il 18 dicembre, gara secca, per cercare le semifinali contro una squadra che ha dichiarato di voler ritrovare i professionisti nel giro di poco tempo e che ha come direttore sportivo un signore che ha fatto famoso il Milan, ma che è originario della vicina Precenicco, Ariedo Braida. Insomma, una sorta di derby. È il momento di giocare per gare di alto livello. La Coppa può diventare il trampolino di lancio del Cernis Muzzane di Vincenzo Zanutta. Stiamo andando contro a delle corazzate, però siamo pronti e come hai detto tu non vediamo l'ora di portare in alto il nome.